Se non fosse stato per Marco e Nicolò, un anziano settantenne che giovedì è caduto nel naviglio del Brent a Dolo, zona Squero, forse oggi non potrebbe raccontarlo. I due ragazzi di 16 e 17 anni stavano aspettando l'autobus che li avrebbe riportati a casa dopo la scuola, quando poco dopo le 13 è avvenuto il fatto. Abbiamo notato subito questo signore che era davanti alla fermata che controllava gli orari e lo vedevamo che non era tanto in buona salute. Ci siamo girati dall'altra parte praticamente, ne stavamo parlando così e l'abbiamo visto che si stava tuffando dentro in acqua e l'abbiamo visto a testa in giù dentro al fiume. Abbiamo deciso subito di reagire anche perché i nostri coetanei praticamente non davano segni comunque che volevano aiutarlo e allora noi ci siamo tolti la cartella e comunque le scarpe e la maglietta e siamo entrati dentro per aiutarlo. E abbiamo cercato di tirarlo su per le gambe girandolo perché aveva appunto la testa rivolta verso il basso e temevamo un annegamento. E l'abbiamo girato e abbiamo cercato di spingerlo verso riva per i piedi e dopo un signore ci ha dato una mano a tirarlo su, un operaio penso che è arrivato di corsa dandoci una mano e insomma siamo riusciti a portarlo a riva. Mentre i passanti che avevano assistito alla scena avevano chiamato i soccorsi, infatti in breve tempo è giunta sul posto l'ambulanza, i carabinieri e anche i vigili del fuoco con una squadra di mira. L'anziano poi è stato soccorso e ora sta bene. Solo grazie a Marco e Nicolò che non hanno esitato un attimo a tuffarsi, ma che loro malgrado si sono dovuti scontrare in quei momenti concitati con l'indifferenza della gente. Ci siamo fiondati subito in acqua appunto perché non vedevamo un'iniziativa da parte di nessuno. Una forte indifferenza verso l'età adulta, quindi dall'esempio che dovrebbero darci più o meno i nostri genitori perché l'età era quella, ci davano un esempio che era del tutto sbagliato e che comunque andava contro ai principi morali di una persona. Non è stato soltanto merito nostro e non vogliamo essere i protagonisti di questa cosa, ma ci sono state anche altre persone che ci hanno aiutato. Di certo sono stati molti che sono rimasti a guardare, ma io ringraziamo e tutte le persone che comunque sono venute là ad aiutarci. E per il loro coraggio Marco e Nicolò, che praticano anche pugilato con la box Riviera del Brenta, saranno premiati dal sindaco di Dolo.